Amici bellini, è che non è che poi uno può rimanere senza video per troppo tempo, e dobbiamo fare martedì, vediamo di riconnetterci, di fare il regroup. Insomma, oggi è una di quelle giornate in cui notizie non ce ne sono, non è che io mi posso mettere a codare a tutti gli altri a parlare di Insigne per tutto il tempo, ma è uscito, vedi le notifiche, canale Telegram, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, voglio spiegarvi questa cosa. Ovviamente ci sono tantissime cose di cui parlare così, ma non sono poi pregnanti. Cioè, benvenuto Life Project Life, vabbè, insomma, Anlife. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Io sono Valerio Fluido da New York. Lo sapete, chi lo sa, chi non lo sa, benvenuti a tutti i nuovi. E quindi perdonate un pochino, insomma, la latitanza che è dovuta a molti impegni musicali e lavorativi, per fortuna. I rumori comunque non mancano, e insomma, tra i vari rumori, visto che avevamo anticipato la questione di Insigne e Newcastle, che ancora non se ne parla perché Insigne ha detto il fatto del contratto, ma uscirà, nel frattempo subito hanno detto, molti mi hanno scritto: se sei andato vicino, si parla di Koulibaly al Newcastle, si parlerà anche di Osimhen al Newcastle. È stata la settimana in cui molti dei nostri si sono comportati anche molto bene in nazionale. Lozano ha fatto un gran gol, Ospina, mi dicono, non l'ho guardato, parrebbe abbia fatto una grande partita, grandi parate. Lo stesso Osimhen è andato in gol, un tap-in che io non sottovaluto mai, il tap-in è sempre un gol. Ospina in un mese praticamente ha fatto Osimhen ha fatto 9 gol. Insomma, i nostri ragazzi sono in forma e speriamo che lo siano per sempre. Un po' meno in forma, se vogliamo andare poi nella scazzetta, sono Di Lorenzo e Insigne, ma questo è un discorso che affronteremo poi in seguito a fine video. Mi interessa a questo punto, visto che siamo molto affezionati alla questione delle maglie, e io sto ancora aspettando, perché lo sapete, da New York io ho questo pallino, il Napoli lo deve sapere, spero lo sappia, e chi è all'estero va su Amazon.com. Su Amazon.com ancora non vedo aggiornamenti, voi me lo fate sapere nei commenti se aggiornano queste cose, perché per trovare la maglietta nuova devi andare su Amazon.it e poi trovi solamente la versione della Serie A, non trovi la versione europea che magari è più interessante, quella con i cosi dorati, con la scritta dorata, oppure quella là normale però sempre con gli inserti dorati. Insomma, sto ancora aspettando per poter prenderla, perché quella là originale è troppo uguale a quella dell'anno scorso e quindi non mi fa piacere. Ma la notizia è che su Twitter me lo scrivono gli amici abbonati su Telegram, che ringrazio, è uscita questa cosa che vedete in sovraimpressione. Che cos'è questa cosa? Halloween sta arrivando e c'è il logo di EA7. Allora qualcuno sta pensando che potrebbe essere una maglia speciale proprio per Halloween, visto che insomma si usa prevedere delle maglie diverse durante la stagione, magari a tiratura limitata. Siamo molto curiosi. Voi nei commenti mi potete dire che cosa vi aspettate, qualche cosa strana, perché essendo Halloween uno si può sbizzarrire. Qualcuno dirà: ma Halloween è una festa americana, va bene tutto, ma insomma tutto può andare bene se fa marketing e se aumenta la tiratura del Napoli nel mondo e diventiamo più appetibili anche a livello di marketing. Io insisto, va bene tutto, va bene Halloween, va bene le iniziative, vanno tutte bene, però fatemele trovare anche a me all'estero, altrimenti i tifosi come li fai? Poi chiaro, uno le può pigliare online, però fatemele trovare. La distribuzione è più importante della produzione, perché comunque siamo in ritardo. Fatemi sapere voi che cosa vi una maglia color cocozza, per esempio, perché Halloween è legato ai pumpkin, a tutte le zucche, una maglia spaventosa, bruttissima potrebbe essere. Poi mi dicono che in quel periodo è proprio dove affrontiamo la Salernitana, quindi sarà un derby, sarà una cosa importante. Insomma, questa è una delle cose che ci lascia almeno un pochino di curiosità nei confronti del Napoli e di queste novità. Se poi vogliamo essere le persone serie che speriamo di essere, allora è cominciata la settimana in cui io comincio a pensare a Juric, no, perché non penso nemmeno al Torino, ma penso a Juric come allenatore che ci ha messo in difficoltà l'anno scorso, e ricordiamo sempre che il Napoli è più o
meno quello, con le caratteristiche più o meno quelle, abbiamo un allenatore diverso dall'anno scorso e quindi c'è questa voglia, questa speranza di dire Spalletti, che ha studiato anche il Napoli dell'anno scorso, magari potrà ovviare alle problematiche di una squadra che gioca uomo contro uomo, che ti pressa tantissimo, che cerca con le triangolazioni di fregarti con i quinti, e lì ci dobbiamo per forza compenetrare nella problematica che Di Lorenzo anche in nazionale ne ha giocate 2 su 2 e quindi non riposa mai. C'è il tempo di adesso di recuperare, perché abbiamo una settimana, si può fare un pochino di defaticamento, si può fare un po' di riposo, poi dopo si prepara la partita e quindi speriamo di non avere problematiche. Ovviamente dobbiamo segnalare l'infortunio a Malqui e quindi il mazzo sui terzini purtroppo non ce l'abbiamo. E quindi siamo alle solite e dobbiamo far overperformare questi terzini, Mario Rui da una parte e Di Lorenzo dall'altra. Zanoli è allertato nel momento in cui ci dovrà essere un momento per farli rifiatare. Aspettiamo magari un recupero anche di Juan Jesus, perché le ultime volte che l'abbiamo visto non ci è sembrato particolarmente in forma. In difesa questo saremo, ovviamente Koulibaly e Rachmani credo che a questo punto vengano confermati. C'è sempre il dubbio in porta, perché qualcuno dice probabilmente Meret ritornerà a titolare visto che Ospina torna dalle fatiche in nazionale. Non ne sarei così sicuro, è un bel dubbio che Spalletti si porterà avanti, perché comunque Ospina ti garantisce la prestazione e ti garantisce anche una certa tranquillità nei difensori, perché è patron, perché vede, perché gestisce, perché ti dà quella tranquillità. Ora sta al Napoli fare una scelta, sta a Spalletti fare una scelta che potrebbe essere un rischio, rimettere Meret, perché comunque si era cominciato con Meret. Veramente non saprei cosa dirvi. A centrocampo sappiamo il ritorno insomma di Anghissà dalle fatiche di nazionale. Fabian è rimasto invece a casa, quindi si è riposato. Un Lozano in formissima con un Politano che invece ha riposato. Ecco, lì il solito dubbio ci verrà. E poi Osimhen non è in discussione, Mertens scalpita probabilmente per ritrovare una maglia prima o poi da titolare, e poi abbiamo la solita problematica, al di là di Zelinski e Elmas che lo sappiamo, poi si possono alternare, il ritorno di un asse prima o poi, ma abbiamo la questione Insigne che farà discutere per sempre. Lo abbiamo detto a inizio anno, se Insigne poi sbaglia un paio di gare o un paio di rigori si parlerà del contratto, e lui non ha aiutato con quella risposta quando è stato pungolato, ha detto la questione non è facile, io cerco di pensare solamente al campo, ma non è una questione facile. Ecco, quella cosa se tu potevi anche evitarla, caro Insigne, perché dai atto alle radio, alle trasmissioni di farci comunque un articolo, un post, e dove tutti poi dicono qui è un capitano che dice non è facile, se ne vuole andare, il traditore, oppure la società che non si muove e non lo blinda. Che cosa stiamo aspettando? E volete sapere che in Serie A poi questi discorsi riguardano anche Dybala, riguardano lo stesso Belotti, riguardano Vlahovic, riguardano un sacco di giocatori che stanno lì appesi, ed è una questione generale veramente mondiale, perché molti procuratori stanno tentando di portare i giocatori a scadenza per avere poi commissioni più forti, visto che le squadre che se le compreranno pagheranno meno soldi oppure zero soldi. Ecco perché la questione dei procuratori è sempre attuale ed è una problematica che il Napoli dovrebbe risolvere, ma non è solamente il Napoli, veramente è una questione generica di tutto il mondo del calcio, e le società non si mettono d'accordo a togliere da mezzo questo ricattuccio che fanno i procuratori, e sta diventando sempre più presente questa situazione. Quindi io non mi vorrei concentrare più di tanto sul discorso del rinnovo di Insigne, perché non ce ne usciamo più. Quando Insigne ha giocato bene non abbiamo parlato del rinnovo, se Insigne magari, capite, sbaglia un paio di rigori oppure viene sostituito, oppure si vuole parlare del gol sbagliato con l'Italia, ma è in posizione di prima punta, avrebbe sbagliato quel gol magari anche col contratto già firmato. Non riesco a concentrarmi troppo su questa cosa qua, perché poi a seconda della prestazione uno ne parla o meno. Non va bene. Io spero che insomma Insigne sia concentrato per se stesso, come è giusto che sia per un'azienda che rappresenta un calciatore, e che per se stesso faccia il meglio per se stesso e quindi per il Napoli. Non credo
vedo, oddio, ogni tanto lui cerca di risolvere la partita da solo, questo è vero, dobbiamo considerare. Se invece Spalletti riesce a mentalizzarlo, riesce a fargli capire che il suo ruolo è lì sulla fascia, e sulla fascia lui ogni tanto può indovinare il gol, ma deve soprattutto fornire assist, deve dare soluzioni, deve aiutare la squadra. Se fa quella roba lì da regista aggiunto sulla sinistra, Insigne è devastante e anche decisivo. Se invece vuole risolverla lui, che pensa di risolverla perché devono aumentare anche le sue qualità. Vi ricordate Raiola con Ibrahimovic, quale discorso fece all'epoca quando Ibrahimovic passò con Raiola? Sì, tu vuoi essere il migliore al mondo, ma quanti gol segni? Ricordiamoci questa cosa qua. E Ibrahimovic li capì, e io per essere considerato devo segnare un sacco di gol. Ecco perché poi un giocatore come Insigne, che comunque gioca in attacco, secondo me non ha un range di possibilità di squadre che lo cercano e che fanno follie per lui, a parte il Newcastle che le può fare, ma così. Allora lì si potrebbe creare la problematica. Però il fatto che Insigne non stia più con Raiola, magari vogliamo sperare che Pisacane faccia un discorso diverso. Sta tutto alla maturità del ragazzo e alla gestione che Spalletti riuscirà a fare, perché sappiamo che Spalletti si sta comportando molto bene a livello anche di comunicazione, però è uno che non è dolce di sale. Se deve dire le cose che deve dire, lo ha fatto con Icardi, lo ha fatto con Totti e lo potrà fare anche con Insigne. A noi deve interessare il bene del Napoli, perché un domani Insigne non ci sarà, come un domani non ci sarà Mertens, come un domani non ci sarà più Ospina o Meret. Non ci deve interessare, perché i giocatori passano, resta solo la maglia, e quindi vedi come si chiude il cerchio, vedi come sono riuscito, la maglia di Halloween, resta solo quella, e quindi non ci deve interessare, perché se Insigne se ne va un domani ci teniamo a Lozano, lo mettiamo di là, e a destra resta Politano e un asse, e abbiamo risolto. Non dobbiamo essere troppo attaccati ai nostri giocatori, anche quando sono i capitani, assolutamente, e non dobbiamo nemmeno andargli contro e dire tu sei la rovina del Napoli, perché è disonesto anche questo. Riusciamo a farlo un discorso di equilibrio con l'idea di fare il bene della nostra squadra? Su questo canale sì, poi a parte qualcuno che veramente è ingrippato, che ce l'ha proprio a livello personale, ma io sono fiducioso nelle vostre capacità di oasi. Questo è un'oasi, il Caffè Napoli 1926 è un'oasi di competenza e di equilibrio. Da New York, Valerio Fluid, tutta la settimana vogliamo parlare solo di Torino. Adesso abbiamo analizzato più o meno quello che il Napoli potrà mettere in campo. Durante la settimana parleremo del Torino, perché come lavorano con i quinti, Ansaldi, Rodriguez, che si aiutano un po' come Di Marco e Lazovic. Insomma, faremo un approfondimento specifico tatticamente, perché ho una paura fottuta di questo Torino, di Juric, che con noi ce la mette sempre tutto, mentre con gli altri c'hai una punta e la sostituisci pure e la perdi all'ultima tutta. Capita, però insomma. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.